Dal prossimo settembre a Venezia partirà il corso di laurea esclusivamente in inglese di Medicine and Surgery, Medicina e Chirurgia dell'Università di Padova e si svolgerà all'ospedale Santi Giovanni e Paolo. L'annuncio a Palazzo Balbi con la firma di un protocollo d'intesa tra Regione, Università di Padova e ULSS. Grande risultato, è uno dei due sogni che ho sempre avuto per medicina. Treviso che è conclusa, sono i 6 anni, quest'anno sono state le prime lauree, e dall'altro portare la facoltà di medicina e chirurgia tutta in inglese a Venezia, la realizzazione di un grande progetto. Vedrete che da qui potrà solo che crescere. Un grandissimo risultato perché se pensate alla Repubblica Serenissima, che è stata la custode della scienza dell'Ateneo Padovano, perché la sua laicità ha garantito che lì si facesse cultura anche quando c'era la Santa Inquisizione. Portare la facoltà di medicina da Padova a Venezia vuol dire che questa collaborazione, questa attenzione, questa complicità sta funzionando ancora. È tutto nell'interesse della gente, della popolazione e soprattutto della scienza. Si partirà con 100 studenti l'anno, molti dei quali internazionali, che aumenteranno fino a raggiungere il numero di 600 entro il 2030. Negli anni gli studenti internazionali alla nostra università in generale stanno crescendo sempre moltissimo. Attualmente abbiamo circa l'11% degli iscritti sono studenti internazionali, però sicuramente su Medicine and Surgery puntiamo ad avere un numero veramente cospicuo di studenti. 3 le aule destinate all'insegnamento, oltre alla disponibilità di biblioteca e laboratori. Ci saranno poi ambienti di supporto come la zona del canale del pianto. Gli studenti però dovranno anche affrontare la questione abitativa. A Santi Giovanni e Paolo c'è una foresteria, stiamo lavorando con degli appartamenti, però ci sono anche delle aree della città che sono interessanti e possono essere oggetto di una riqualificazione che ulteriormente porta valore aggiunto, tipo i Giustiniani, che sono in parte inutilizzati e potrebbero diventare delle aree di espansione sia per l'università che per gli studentati.